Si allarga l'indagine sullo spaccio di droga lungo il litorale veneziano avviata nel marzo del 2009 dai carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. All'alba di oggi sono scattate le manette per altri 8 malviventi. 9 sono già in carcere, 5 dal marzo scorso e per altri 4 è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare 4 mesi dopo. Per i militari si sta dipanando una matassa piuttosto aggrovigliata costituita di malviventi che si procurano hashish e cocaina da diversi canali di approvvigionamento, fanno uso di droga, si spartiscono le zone di spaccio tenendosi in collegamento tra loro, si coltivano una clientela affezionata di svariate età e fasce sociali e smerciavano almeno fino ad oggi svariati chili di droga a 80 euro al grammo, cifre esorbitanti rispetto al prezzo di costo. Stamane nel mirino degli uomini del maggiore Luca Pettinato sono finiti Gianni Zago, Maurizio Acampora, Giorgio Salaria, Antonio Giusto, Nicola Buso, Natalino Mancuso che risiedono nell'area compresa tra Jesolo e Portogruaro. In carcere anche Mohamed Hilal, marocchino, e Kamel Lentati, tunisino. Sono irregolari e senza fissa dimora, erano i fornitori. Riteniamo di avere con queste 3 operazioni e con tutto quello che poi ne seguirà, perché dobbiamo ancora sviluppare parecchi filoni e verificare la posizione di numerose altre persone, riteniamo di aver individuato quel gruppo di persone che gestiva in via pressoché autonoma l'attività di spaccio nel litorale veneziano ed in particolare a Jesolo.